Sfida importantissima in chiave playoff per il San Salvatore Selagius, che quest'oggi al Palavienna riceve il Fassi Albino. Si tratta praticamente di uno spareggio tra le formazioni appaiate, l'ottavo posto in classifica, l'ultimo valido per l'accesso agli spareggi promozione. Marco Mura, presidente del San Salvatore, ovviamente non possiamo nascondere l'importanza di questa partita che andrà a determinare tanto nel futuro prossimo di entrambe le squadre. Buonasera a tutti, la partita sì ha la sua importanza, ovviamente siamo appaiati all'ottavo posto, all'andata abbiamo perso di 9 punti, fu una partita molto bella, anche perché fu combattuta sino alla fine. Oggi sì, è vero che la partita è importante, però non diamogli neanche il peso più di quanto meriti, nel senso che il campionato è ancora lungo, mancano mi sa 10 partite ed è ancora tutto da giocare. Ovviamente il risultato di oggi ha la sua importanza. Citato la partita d'andata, in quel caso fu decisiva Fumagalli, giocatrice storica del Fassi Albino, che non c'è quest'oggi perché in dolce attesa. Allora in bocca al lupo a lei, immagino anche da parte del San Salvatore, e un po' di sollievo per non trovarla quest'oggi in campo. Sicuramente, noi gli auguriamo tutto il bene di questo mondo. Peccato che abbia comunicato il suo stato di gravidanza proprio qualche giorno dopo la partita che fece con noi. Giocò un'ottima partita, però l'augurio nostro, ma penso da tutto il mondo di basket, perché la Fumagalli è conosciutissima e noi gli auguriamo un mondo di bene. C'è una novità quest'oggi nel roster del San Salvatore: Ilenia Cordola arriva dalla Fixi Piramis Torino, Serie A1, un palmarès importante anche a livello giovanile. San Salvatore, che le stava dietro, mi ha confessato in precedenza, da tanto tempo, finalmente è riuscita a portarla a Selagius. Sì, noi diciamo che avevamo cercato Ilenia 2 anni fa la prima volta, poi per una serie di motivi non siamo riusciti a portarla al San Salvatore. Quest'anno i nostri programmi erano un po' diversi, eravamo partiti con Manuela Brusa, che poi per motivi che non conosciamo ancora non ha abbandonato il mondo del basket, quindi ci siamo attivati per cercare una ragazza con certe caratteristiche. L'abbiamo individuata in Ilenia, l'abbiamo contattata, abbiamo dovuto attendere perché Torino aveva delle partite importanti e ha voluto tenerla nel proprio roster. Poi in settimana, dopo tanto tempo, siamo riusciti a tesserarla, quindi io voglio adesso pubblicamente ringraziare sia la società Venaria, che è la proprietaria del cartellino di Ilenia, e la Pallacanestro Torino per averci dato la possibilità di avere con noi Ilenia. Un'ultima battuta sulla partita di oggi: Albino ha in Pakovski, la playmaker, la sua miglior realizzatrice in questo campionato, però mi diceva coach Staiko in sede di presentazione della partita, squadra molto fisica, allora Cordola arriva proprio al momento giusto. Ma ovviamente non chiediamo niente oggi a Cordola, Ilenia è arrivata ieri mattina, ha fatto solo un allenamento con le compagne, non ha certo la bacchetta magica per risolvere i nostri problemi, ma ci sono altre ragazze, c'è Gagliano, c'è Ana, c'è Russo, ci sono tante altre ragazze che potranno dare il loro apporto anche per fermare le loro lunghe. E allora, dopo l'introduzione del match con il presidente Marco Mura, possiamo tuffarci in questo San Salvatore Selagius Fassi Albino, quarta giornata di ritorno del campionato di Serie A2 femminile di basket. Il San Salvatore che attacca subito con Ada De Pasquale in quintetto assieme ad Ana Ljubenovic, Francesca Russo, Delia Gagliano e Cinzia Arioli. Il primo tiro non trova il bersaglio. Dall'altra parte elenchiamo anche lo starting five della formazione di Albino, che si schiera con Silva, insieme a lei la numero 23 Manzini, la numero 10 Giulia Vincenzi, la numero 18 Chiara Lussana e chiude il quintetto la numero 13 Lana Pakovski. Qui la coppia arbitrale composta dai signori Gianluca Cassiano di Fiumicino e Dario Di Gennaro di Roma assegna il possesso, la rimessa dal fondo ad Albino, con Pakovski miglior realizzatrice, come ha detto in sede di presentazione della partita, della formazione ospite, a circa 13 punti di media, anche la quarta miglior assist man del campionato di Serie A2. Qui non trova una felice conclusione l'azione offensiva di Albino. Allora già dall'altra parte il San Salvatore che va a caccia di 2 punti che le permetterebbero di consolidare l'ottavo posto in classifica, ricacciando indietro Albino che ha agganciato le giallonere nel corso dell'ultima giornata di campionato, battendo facilmente in casa il Cuscagliari con il punteggio di 66-39.
è stata la seconda questa vittoria di fila contro una formazione sarda per la formazione allenata da coach Giuliano Stibiel, che in precedenza aveva battuto anche la Mercede Alghero. Dall'altra parte il San Salvatore invece, nonostante una buona prestazione condita tra l'altro dai 20 punti personali di Delia Gagliano, non è riuscita a vincere sul campo del Forte Sanga Milano, terzo in classifica, venendo dunque agganciata all'8° posto a quota 14 punti proprio da Albino. E quest'oggi si gioca un sostanziale pareggio per stabilire chi rimarrà all'8° posto. Qui airball dalla lunga distanza per Lussana nelle fila di Fassi Albino. Nel frattempo il San Salvatore ha già realizzato 2 canestri ed è avanti sul punteggio di 4-0 a 8 minuti e 20 secondi dal termine del primo quarto. Allunga la difesa ora Albino, riesce a venire fuori bene da questa sorta di press il San Salvatore senza problemi. Dall'altra parte Arioli a gestire il possesso d'attacco, fuori dall'arco c'è De Pasquale che fa circolare all'indirizzo poi di Gagliano, prova la partenza 1 contro 1, Gagliano non trova spazio, costretta a dare palla per il taglio di Cinzia Arioli, taglio eseguito tra l'altro molto bene. Arioli aveva trovato un buon corridoio di penetrazione, fermata con il fallo dalla difesa di Albino, e il San Salvatore sembra aver approcciato molto bene dal punto di vista dell'energia e dell'intensità questa partita. Punteggio, ricordiamo, di 4-0 per le ragazze allenate da coach Fabrizio Staico, che quest'oggi si presentano con una novità nel roster. Fa parte della batteria a lunghe anche Ilenia Cordola, arrivata solamente ieri dalla Fixi Piramis Torino, anche se il suo cartellino è di proprietà del Basket Venaria. Ha avuto modo dunque di avere delle esperienze in A1 con Torino, anche in A2 con Bologna. Quest'oggi dunque andrà a dare una mano al San Salvatore in questa importantissima partita. Nel frattempo 2 su 2 dalla lunetta per Arioli, 6-0 si allunga il parziale positivo del San Salvatore. Qui va dentro con grande energia anche Ada De Pasquale, trova il fallo della difesa e per poco non trova anche la potenziale giocata da 3 punti. Dovrà accontentarsi di 2 liberi De Pasquale, ma confermiamo l'inizio di partita deciso e intraprendente da parte del San Salvatore. Qui il primo libero non viene realizzato da parte di De Pasquale, giocatrice classe 1995, la sua terza stagione nelle fila del San Salvatore. 1 su 2 dalla lunetta per De Pasquale, a 7,7 punti di media con 3,4 rimbalzi in questa stagione. 7-0, continua ad allungarsi questo parziale da parte del San Salvatore, che qui difende su Silva. Buona la partenza fronte a canestro di Silva contro Gagliano, ma nemmeno in questa circostanza Albino riesce a trovare il primo canestro di questa partita. Già dall'altra parte Arioli che dà in punta per Ljubenovic. Buona la partenza con Vincenzi che le fa perdere però in qualche modo il possesso del pallone. Dall'altra parte Lussana, il pallone consegnato per Pakowski, e poi dall'altra parte c'è con il numero 23 Linda Manzini, si prende la tripla, il pallone che danza sul ferro e poi esce. Manzini è arrivata nel mese di dicembre al Fassi Albino dal Castel Carugate per sostituire Laura Fumagalli, detta Fuma Bomber dai tifosi di Albino, che fu decisiva nella partita di andata con un impressionante terzo quarto. Decise la sfida di Torre Boldone in dolce attesa, dunque non può partecipare a questa partita, non potrà terminare il campionato con Albino. Nel frattempo altra palla persa dalle bergamasche, che proprio non riescono a sbloccarsi in questo avvio di partita. 6:49 per chiudere il primo quarto, 7-0 Selardus, e ancora zone press per Albino con coach Stibiel in ginocchio a dare indicazioni, ma il San Salvatore trova ancora una soluzione rapidissima con De Pasquale che deposita a canestro il punto del più 9-0. Inizio di partita davvero importante da parte del San Salvatore. Allora coach Giuliano Stibiel, tecnico del Fassi Albino, non può fare altro che chiamare time out. Gioco che riprende al Palasport di Viale Vienna e Pakowski si prende subito il tiro da 3 punti, lo manda a segno. Albino riesce finalmente a sbloccarsi in questa partita, lo fa con la sua migliore realizzatrice, ovvero Lana Pakowski, playmaker di Zagabria, che sta realizzando 12,7 punti di media con 3,7 assist come detto in precedenza, ma una tripla risponde con un'altra bomba il San Salvatore, che
ripristina subito il +9, 12-3 il punteggio, 6 minuti 5 secondi al termine del primo quarto. Silva dentro per la ricezione profonda di Vincenzi che gioca in avvicinamento al canestro, è buona la difesa di Ljubenovic che le chiude la via del canestro, corre De Pasquale, qualche problema per la ricezione di Russo che ribatta però molto bene il lato in ritmo. Arioli da 3 punti a segno Cinzia Arioli. Altro attacco molto ben manovrato da parte del San Salvatore, ribaltamento coi tempi giusti di Russo, in ritmo, piedi per terra, Arioli a realizzare la bomba. Dall'altra parte Pakovski sente che è arrivato il momento di prendersi responsabilità in zona offensiva per cercare di sbloccare un po' dall'impasse l'attacco di Albino. Qui va dentro con coraggio, subisce il fallo della difesa, potrà andare in lunetta con 2 liberi. Primo cambio della partita, lo esegue coach Stibiel, esce con il numero 10 Giulia Vincenzi ed entra in campo con il numero 21 Emanuela Valente. Dunque staffetta tra lunghe nelle fila di Albino, mentre Pakovski manda a segno il primo dei 2 liberi a sua disposizione. Ancora Lana Pakovski in lunetta che fa 2 su 2, 15-5 +10 San Salvatore in questo inizio di partita. Prima esperienza italiana questa per Pakovski. Intanto il San Salvatore stavolta non riesce a eludere la press di Albino che recupera palla. La partenza in palleggio con probabilmente anche un'infrazione di passi, invece no, canestro buono con fallo per Linda Manzini che cerca di scuotere un po' dal torpore Albino. Buona l'uscita dal time out delle ragazze bergamasche. Manzini avrà a disposizione un libero supplementare. 5 minuti 23 secondi al termine del primo quarto in questa quarta giornata di ritorno del campionato di Serie A2 femminile di basket. Giornata di campionato che ha già vissuto un prologo nella giornata di venerdì. Importante quanto inaspettato successo del Cuscaglieri contro la terza forza del campionato, ovvero la Ceprini Orvieto, battuta col punteggio di 55-53. Intanto torniamo in cronaca diretta perché c'è un fallo di sfondamento commesso da De Pasquale e Albino che dunque dopo il time out prosegue nel dare indicazioni positive. Il San Salvatore sempre saldamente avanti di 7 lunghezze, 15-8 il punteggio quando siamo arrivati alla metà del primo quarto. La circolazione offensiva per le bergamasche ora con Silva, il palleggio di Silva e poi il pallone che viene fatto circolare a dire il vero non benissimo sul perimetro. Recupera palla Arioli che va a prendersi il fallo antisportivo a giudizio degli arbitri da parte di Pakovski e dunque 2 liberi più possesso per il San Salvatore. Sentite in sottofondo il tifo del pubblico di casa, corso numeroso per questa partita molto importante nel stabilire le gerarchie in ottica playoff. Primo libero assegno per Cinzia Arioli, ancora un libero per lei, 2 su 2, 17-8 il punteggio. Buono l'inizio di partita anche di Arioli. Un altro cambio per Albino, esce con il 18 Chiara Lussane ed entra in campo con il numero 16 Simona De Vincenzi. Possesso aggiuntivo per le Selargine, la pressione di Pakovski su Arioli, allora si deve ricorrere al piano B con la sponda di Ljubenovic per Russo che agisce ora da playmaker, va a puntare solo per un istante però De Vincenzi, poi c'è Arioli dal palleggio accoppiata con Pakovski, vuole palla Ljubenovic, maltrattata un po' da Valente che usa il fisico nel tentativo di contenerla, poi la tripla sbagliata da Russo, buono il rimbalzo di Valente, tante sportellate là sotto anche con Gagliano, protagonista Pakovski dietro la schiena, prende in consegna Arioli, poi si va per la ricezione profonda di Silva, il pallone fatto circolare poi per Valente che sbaglia ma con caparbietà recupera il rimbalzo e va a segno. 10° punto della partita di Albino, 17 invece sono i punti realizzati dal San Salvatore. Il palo preso da Gagliano con questo tiro che sembrava abbastanza comodo dall'angolo. 4 minuti al termine del primo quarto, chiama lo schema in zona d'attacco Pakovski, ha per un istante un corridoio di penetrazione favorevole, deve poi desistere, il tiro piazzato se lo prende Valente ancora con più energia di tutti, a rimbalzo la giocatrice nativa di Mesagne, l'ultima a toccare è una ragazza del San Salvatore e dunque si riprenderà con una rimessa in favore di Albino. Qualche passo indietro dal punto di vista dell'energia ora per il San Salvatore, allora coach Fabrizio Staico corre immediatamente ai ripari e chiama time out. Rimessa dal fondo per Albino con Silva che è pronta a eseguire, riceverà
in questo istante il pallone, si smarca Valente dopo il blocco, poi palla per Pakowski, dentro per Silva, il suo tiro in semi viene rifiutato dal ferro, poi la lotta a rimbalzo che premia Ljubenovic, che deve per tenere lì il pallone. Fischio arbitrale e il possesso che viene assegnato ancora una volta ad Albino con una rimessa dal lato. In questo caso Pakowski è già pronta all'esecuzione, l'ok del duo arbitrale all'indirizzo degli ufficiali di campo. 3 minuti e 35 al termine della prima frazione di gioco, il consegnato di Silva per Pakowski, poi Valente che taglia dentro, Pakowski però vuole fare tutto da sola. Il fallo commesso dalla difesa è considerato non in azione di tiro, allora rimessa dal lato, in questo caso per Albino dalla parte opposta rispetto alla rimessa eseguita pochi secondi fa. Pakowski a eseguire sempre più 7 San Salvatore sul 17-10. Pakowski dal palleggio, mano sinistra accoppiata con Ljubenovic, poi la prende in consegna De Pasquale, De Vincenzi fuori dall'arco, va a cercare Valente in avvicinamento contro Ljubenovic. Ottimo il passo d'incrocio di Valente che però poi non trova fortuna con il tiro. In precedenza si era fatta battere un po' troppo facilmente con la finta Ljubenovic, già dall'altra parte però il San Salvatore con Russo, accoppiata qui con Vincenzi, sale Gagliano per il blocco, creato lo spazio per l'1 contro 1 di Russo che manda però il suo tiro sul secondo ferro, rimbalzo lungo controllato da Silva, e poi Pakowski per Lussana, anzi Manzini che va con la virata. Silva fa circolare ancora per Valente, il consegnato per Pakowski, stavolta ci prova da sinistra, non trova spazio nemmeno in questo caso, e poi sfortunatissima Silva. Valente al rimbalzo, l'ultima a toccare è Ljubenovic, secondo gli arbitri. Albino ancora in attacco, allora dopo quell'inizio davvero molto difficile con il 9-0 per il San Salvatore. Albino è entrata pian piano in questa partita, attenzione però perché c'è l'esordio in maglia San Salvatore di Ilenia Cordola con la canotta numero 8, esce dal campo Delia Gagliano. 2 minuti e 38 al termine del primo quarto. Cordola, abbiamo già parlato di lei nel corso di questa telecronaca, arriva da Torino, palmarès importante nel corso dell'ultima estate, ha conquistato la medaglia d'argento agli europei in Portogallo con la nazionale italiana Under 20 e dunque arriva a Selargius con un solo però allenamento sulle gambe, dunque non si può pretendere più di tanto dalla sua prestazione quest'oggi, ma avrà sicuramente modo Cordola nel corso dei prossimi mesi di farsi apprezzare dai tifosi del San Salvatore. Tanto è arrivato un errore in zona offensiva per le padrone di casa, dall'altra parte Pakowski da fuori per Marulli, nuova entrata in campo nelle fila di Albino. De Vincenzi per Manzini, poi palla dentro per la numero 21, si trattava di Valente, arriva il canestro realizzato da Albino, qui si addormenta Arioli, allora altro recupero per Albino che sta chiudendo in crescendo questo primo quarto. L'errore dalla lunga distanza da parte di Manzini, allora può correre in transizione il San Salvatore. Cordola attende l'arrivo delle compagne, c'è De Pasquale, Cordola prende posizione in post medio, Arioli con la finta e poi la penetrazione con la mano sinistra, arriva il fallo evidente da parte della difesa, sbilanciata al momento del tiro Arioli. Ci saranno 2 liberi per l'ex capitano del Cus Cagliari a 1 minuto e 26 secondi dal termine del primo quarto. Coach Stibiel provvede a un altro cambio, esce con il numero 23 Manzini ed entra, o meglio torna in campo con il numero 18 Chiara Lussana. C'è un altro cambio anche nelle fila del San Salvatore, quest'oggi non è partita in quintetto Anna Lussu che sta però per fare il suo primo ingresso in partita. Arioli intanto dalla lunetta manda a segno il primo libero, 18-12 ora il punteggio, più 6 San Salvatore che ha toccato, lo ricordiamo, nel corso di questo primo quarto anche le 10 lunghezze di vantaggio sul 15-5, 1 su 2 dalla lunetta per Arioli. Dalla lunetta ha avuto grossi problemi la formazione di coach Staico nel corso dell'ultima partita sul campo del Sanga Milano. Pakowski dall'altra parte dalla lunga distanza trova solamente il primo ferro, rimbalzo controllato da Arioli, ancora sul cubo dei cambi Lussu che non può ancora entrare, entrerà presumibilmente al posto di Arioli in questo finale
di primo quarto. Cordola vuole giocare l'1 contro 1, spalla a canestro, serve con una gran palla, il taglio di Ljubenovic che la ringrazia. 20-12 più 8 San Salvatore, ottimo attacco qui, applaudito giustamente anche da coach Staiko in panchina. Cordola a mettere pressione su la giocatrice in maglia numero 21 di Albino, si tratta di Emanuela Valente. Poi dal palleggio Lussana non trova lo spazio per andare dentro, ancora Lussana in possesso del pallone, si intestardisce un po' troppo nella soluzione personale, mette in difficoltà De Vincenzi che deve sparacchiare allo scadere del cronometro dei 24, velocissima dall'altra parte Arioli, la finta di partenza in palleggio da parte di Russo, si vuole proporre in post Cordola che però non può ricevere, riceve invece in questo istante un po' lenta e qui anche scordinata la sua partenza in palleggio, infrazione di passi evidente e prontamente sanzionata dalla coppia arbitrale. Può arrivare finalmente il cambio con Capitan Lussu che prende posto sul parquet, esce Arioli, rimessa in gioco per Albino a 15 secondi e 3 decimi dal termine del primo quarto. Può andare fino in fondo la formazione biancorossa con Valente e Manzini, anzi la numero 22, si tratta di Marulli, pronta a bloccare, poi il pallone fuori di Birolini per il tiro da 3 punti preso allo scadere del primo quarto da Marulli. Chiude bene il primo quarto Fassi Albino che torna dunque sul meno 8, 20-12 il punteggio, anzi 20-15 giustamente, viene aggiornato ora il tabellone del Palaviena, meno 5 Fassi Albino, 20-15 e interruzione della partita. Meglio il San Salvatore nella prima parte del primo quarto, meglio invece Fassi Albino nella seconda parte della prima frazione di gioco. Si riparte dal 20-15 in campo per le giallonere, c'è anche Michela Laccorte con la canotta numero 21, qui qualche problema sulla ricezione per Cordola, poi c'è Russo con l'1 contro 1, fa saltare molto bene De Vincenzi, non trova però la conclusione dalla media distanza, fuga in contropiede per la stessa De Vincenzi, controllata bene però da Michela Laccorte, nulla di fatto per questo tentativo di contropiede da parte di Albino. Il pallone ora consegnato proprio per Michela Laccorte che chiama lo schema testa, si propone Cordola che riceve, accoppiata con Marulli, autrice della tripla che ha permesso ad Albino di chiudere bene il primo quarto sul 20-15. Albino che nel corso del primo quarto è finita sotto anche di 10 lunghezze sul 15-5 a un certo punto, poi la zone press e anche le percentuali al tiro che hanno finalmente premiato le bergamasche hanno permesso alla squadra di coach Stibiel di rientrare sotto dal punto di vista del punteggio. Gran palla qui di Russo con Laccorte che però non trova il lay-up da sotto, a un passo dall'anticipo. Qui Laccorte, palla banalmente, ingenuamente persa da Albino che cercava di partire in contropiede, rimessa dal lato per le giallonere. Laccorte che ha subito una gomitata fortuita in precedenza può eseguire la rimessa. Lussu a cercare Russo, si prova a smarcare fuori dai blocchi la stessa Laccorte, riceve invece Cordola che prova la partenza in palleggio contro Marulli. Il fallo è della difesa secondo la coppia arbitrale, dunque San Salvatore che può rimanere in attacco mentre Albino ha pronto un doppio cambio con Pakowski e Manzini che sono pronte a tornare in campo rispettivamente al posto di De Vincenzi e di Birolini, giocatrice con la canotta numero 8. Rimessa dal fondo per il San Salvatore, è pronta a eseguire ancora una volta Michela Laccorte, si fa vedere Lussu, riceve invece Russo, la partenza in palleggio, prova a prendere la linea di fondo, Russo che sfrutta tutta la sua fisicità, non riesce a trovare l'equilibrio per l'appoggio vincente a canestro, si lotta da sotto, l'ultima a toccare una giocatrice di Albino, allora rimessa ancora in attacco per il San Salvatore a 8 minuti e 43 secondi dall'intervallo lungo. Laccorte ancora sul pallone, prova a smarcarsi Russo, un po' di difficoltà qui, deve ricevere Ljubenovic nell'accoppiamento con Valente. Ljubenovic l'attacca dal palleggio, ha tirata quasi su un raddoppio, preferisce andare fuori poi per Laccorte. Qui c'è un altro fallo della difesa, fallo che è stato commesso in particolare dalla giocatrice in maglia numero 18 Chiara Lussana. Dovrebbe essere il secondo fallo, anzi è il primo della sua partita, c'è già un altro cambio
per coach Stibiel, con De Vincenzi che torna subito sul parquet ed esce proprio Lussana, autrice del fallo sanzionato in precedenza. Ennesima rimessa in zona d'attacco in questo inizio di secondo quarto per il San Salvatore. È ancora Michela Laccorte all'esecuzione della rimessa, ancora con qualche problema per Russo, che riesce comunque a ricevere, va dentro con forza. Ancora un fallo nella difesa. Coach Stibiel non è d'accordo, sosteneva la bontà della posizione difensiva della sua giocatrice. Non sono d'accordo però gli arbitri. San Salvatore che, se non altro, sta caricando di falli la formazione di Albino, e allora ci sono liberi stavolta per Francesca Russo. Primo libero realizzato da parte della giocatrice nativa di Tarquinia. 21-15 il punteggio, più 6 San Salvatore, classe 96. Francesca Russo fa 2 su 2 dalla lunetta, sta producendo 13,9 punti e 4,6 rimbalzi di media. Anche lei, come Cordola, è stata nel giro delle varie nazionali giovanili, conquistando la medaglia d'argento agli europei del 2012. Ha vinto anche uno scudetto under 17 con la Fortitudo Rosa Bologna, arrivata in questa stagione al San Salvatore dopo una stagione a metà tra Carpedil Salerno in Serie A2 e Battipaglia invece in Serie A1. 22-17, più 7 San Salvatore. Qui l'anticipo di Ljubenovic, che non riesce però poi a controllare il pallone. Applausi da parte del pubblico che gradisce lo sforzo difensivo di Ljubenovic in questa circostanza. 6 secondi per il tiro di Albino, 8-10 per chiudere il secondo quarto. Silva in possesso del pallone, consegnato per Pakovski. Il cambio di mano di Pakovski, arresto il tiro contro la corte, secondo ferro. De Vincenzi a lottare al rimbalzo anche con un tocco evidente con il piede. Chiamata la palla contesa, la regola del possesso alternato che premia ancora Albino, che potrà rimanere in zona d'attacco ora con una rimessa dal lato. A dare indicazioni coach Staico, ora accosciato davanti alla sua panchina. In piedi invece coach Stibiel, il pallone rimesso in gioco, ora il consegnato di Silva per De Vincenzi e poi Pakovski ancora nell'accoppiamento con la corte. La attacca e dà una gran palla a De Vincenzi, riesce a trovare l'equilibrio per appoggiare il punto numero 17 della partita di Albino. Più 5 San Salvatore. La corte ha spazio per andare dentro. Silva rischia l'infrazione di passi, la corte non oltrepassa però il limite secondo gli arbitri. Qui ha spazio per il tiro da 3. Michela Laccorte a segno, è la specialità della casa, e allora più 8 San Salvatore sul 25-17 con la tripla frontale presa e mandata a segno da Laccorte. 7-18 invece per andare al riposo. De Vincenzi contro la pressione difensiva di Lussu, si va poi dalle parti di Silva che sparacchia malamente questo pallone che è preda ancora di Laccorte. Si propone Cordola che vorrebbe ricevere palla, c'è lontano da canestro Ljubenovic, si va in ricezione profonda da Cordola che prova a usare il fisico. Sfortunata qui la giocatrice piemontese perché si trascina praticamente il pallone cadendo oltre la linea di fondo. Pronto un cambio, esce Russo, torna in campo Arioli nelle fila del San Salvatore. 7 minuti esatti per andare al riposo. Rimessa dal fondo per Albino e Lussu che va a mettere pressione per un istante soltanto sulla rimessa a Pakovski. Chiamato lo schema testa dal palleggio, la playmaker nativa di Zagabria attende l'uscita dai blocchi di Manzini. Poi ancora Pakovski sul blocco di Silva che è completamente smarcata all'interno del pitturato. Poi si lotta ancora con coraggio e con voglia Ana Ljubenovic, protagonista in positivo di questo inizio di partita. Propizia il recupero di palla per il San Salvatore. Esce Cordola, applaudita da tutta la panchina e anche dal pubblico. Torna sul parquet Delia Gagliano, subito presa in consegna da Valente nelle fila di Fassi Albino. Rimessa da zona difensiva per il San Salvatore, già eseguita con Lussu che ora agisce in posizione di playmaker, va a prenderla in consegna Pakovski. Poi la palla in punta per Gagliano, consegnata poi la sfera a Arioli che attende l'uscita dei blocchi di Laccorte. Mano sinistra di Laccorte con Gagliano che va a prendere posizione vicino a canestro, riesce a trovare lo spazio per il tiro in semigancio. Delia Gagliano, canestro importante, è il San Salvatore che torna sul più 10 per la seconda volta
in questa partita. 27-17 il punteggio. Manzini dal palleggio dall'altra parte si propone Valente, non riceve, allora si torna in punta dove c'è Pakowski che fa circolare per De Vincenzi, post medio per Silva, il pallone che circola bene sul perimetro ora per la tripla cortissima però da parte di Manzini, la prima ad arrivare sul rimbalzo vagante De Vincenzi. E allora la tripla stavolta se la prende Pakowski, più in alto di tutti a rimbalzo Gagliano, la pressione di De Vincenzi non è fallosa secondo gli arbitri. Coach Stibiel vuole chiamare timeout per cercare di venire fuori da questo momento di nuova difficoltà da parte di Albino. Qui l'asse Ljubenovic, la corte funziona a dovere, 2 punti recapitati a canestro con la mano sinistra da parte di Daccorte per il massimo vantaggio nella partita del San Salvatore, 29-17 più 12 e time out Stibiel. Riprende il gioco al Palasport di Viale Vienna, un'occhiata alle statistiche, 8 punti per Arioli fino a questo momento nelle fila del San Salvatore, la miglior realizzatrice, dall'altra parte sono 6 invece per Lana Pakowski. 5 minuti e mezzo al termine del secondo quarto, Lussana con energia va dentro ma le strappa via il pallone Lussu, chiamata poi la palla contesa e la freccia che ora indica la direzione di Albino che potrà attaccare sotto di 12 lunghezze per la prima volta in questa partita così distante dal San Salvatore. La formazione bergamasca sta cercando di ricucire, coach Stibielli in precedenza ha provato ad arginare questo momento di difficoltà chiamando un time out nel corso del primo quarto. Le sue ragazze hanno dato risposte positive dopo questa soluzione, vedremo come risponderanno in questo caso. Recuperato intanto il pallone da Arioli, chiamato lo schema testa da parte del playmaker ex tra le altre Cus Cagliari, si propone la corte nell'accoppiamento solito con Pakowski, poi Arioli, la partenza in palleggio dopo la finta, la palla in punta per Ljubenovic, il giro sul perno contro Silva, non trova il canestro la giocatrice di Lubiana, dall'altra parte Pakowski, serve Silva in punta, fa circolare poi per De Vincenzi, palla spalle a canestro ancora per Silva contro Ljubenovic, chiamata arbitrale, il fallo è della giocatrice slovena, non è d'accordo, non si risparmiano in termini di sportellate là sotto Silva e Ljubenovic. Fassi Albino che fa della fisicità una delle sue armi migliori e ce ne siamo accorti insomma in alcune circostanze anche all'interno di questa partita, pur non troppo positiva fino a questo momento per Albino. Intanto fallo della difesa, anche se Pakowski aveva rischiato davvero tanto con questo braccio esterno davvero troppo evidente. Il fallo, come detto, però viene sanzionato ai danni del San Salvatore. Allora ancora in attacco la formazione biancorossa, qui Silva, il tiro dall'angolo contro Lussu che non può ostruirle la visuale vista la grande differenza di centimetri tra le due. Canestro morbido dall'angolo per Silva e qui qualche problema nel cercare di uscire dalla zona difensiva per Lussu in frazione di 8 secondi con la press che inizia a pagare dividendi anche in questo secondo quarto da parte di Albino. Sotto di 10, palla in mano, cerca faticosamente di ricucire ancora Albino. Pakowski per Valente, lontano da canestro, a Gagliano, va a prenderla in consegna, poi adesso sì arriva la segnalazione ai danni di Lussana, anche lei aveva usato il braccio esterno contro la sua diretta avversaria, probabilmente era molto più fallo quello commesso in precedenza da Pakowski rispetto a questo. Gli arbitri forse hanno utilizzato un minimo di compensazione, Lussana non si dà pace, va a protestare all'indirizzo della coppia arbitrale, altrettanto fa il suo tecnico Giuliano Stibiel che non ha preso anche lui piuttosto granché bene, meglio questa decisione arbitrale. Fatto sta che il San Salvatore potrà usufruire di una rimessa dalla zona difensiva già eseguita da Arioli che va a dare indicazioni a Michela Laccorte. Ancora lo schema a testa con Gagliano che si propone in gomito, taglia poi dentro, circolazione sul perimetro per Lussu che ha tanto spazio per il tiro da 3 punti, tabellone poi ferro per lei, nulla da fare per il capitano del San Salvatore. Pakowski già dall'altra parte, schema corna ora per Albino, 3:36 per chiudere il secondo quarto. Dal palleggio ancora Pakowski, fuori per Silva, taglio backdoor ben eseguito qui da parte di Lussana che però perde il controllo del pallone. Qua un fallo da parte di Arioli, fallo
passibile probabilmente anche di antisportivo, vista la circostanza piuttosto particolare, con Arioli che stava partendo in contropiede. È stata praticamente messa giù per una caviglia la giocatrice del San Salvatore. Gli arbitri giustamente in questo caso comunque optano per un normale fallo. Arioli in lunetta. Allora 3:28 dal termine del secondo quarto, primo libero realizzato. Ancora una chance per la giocatrice nativa di Magenta, 2-2 dalla lunetta per Cinzia Arioli, che sta producendo delle ottime statistiche nel corso di questa annata. 11 punti di media in 33 minuti di impiego con 5,3 rimbalzi. Importante dunque anche il suo apporto sotto le planche nel corso di questa stagione, più 12 ripristinato per il San Salvatore sul 31-19. Dall'altra parte Pakowski accorcia subito andando dentro, rapidissima con la mano mancina, fulminea la sua azione. San Salvatore dall'altra parte con Gagliano, il taglio di Laccorte non servito, ribaltato il lato dove c'è Ljubenovic, presa in consegna da Valente. Le urla di coach Stajko, liberata bene qui al tiro Ana Ljubenovic, pescato il suo taglio coi tempi giusti, canestro da sotto ancora per Ana Ljubenovic, quello appena realizzato. Andiamo a vedere, a consultare le statistiche. È il 7° punto della sua partita. Dall'altra parte il fallo piuttosto evidente su Silva, che cercava di andare al tiro ancora contro Ljubenovic che probabilmente uscirà a questo punto della partita. Qualche problema di falli per lei, è già il terzo della sua partita e questa è una tegola per coach Stajko. Comunque è encomiabile l'applicazione e l'apporto anche in zona difensiva di Ana Ljubenovic. Non la vedremo presumibilmente protagonista in campo per un po', dovrà preservarla il suo allenatore, che ha già rispedito sul parquet Ilenia Cordola con la canotta numero 8. Intanto primo libero realizzato da parte di Silva, ancora un tiro dalla lunetta per lei, 2-2, nuova -10 Albino a 2 minuti e 26 dal termine del secondo quarto. Si prepara sul cubo dei cambi anche De Pasquale, che riprenderà presto posto sul parquet. Qui Laccorte per Cordola, ancora dal palleggio Arioli cerca di accentuare qui il contatto con Manzini, finisce per perdere palla Arioli, allora prova a partire in contropiede Albino, subito fermata però dall'intervento difensivo del motorino inesauribile in canotta numero 6, ovvero Capitan Lussu. Poi non trova fortuna il tiro del San Salvatore, corre in transizione dall'altra parte Manzini, contatto evidentemente falloso ancora da parte di Lussu, che va a toccarla sul braccio al momento del tiro. 1:49 al termine. Allora Manzini in lunetta, coach Stajko con il doppio cambio, rientra infatti assieme a De Pasquale anche Francesca Russo, escono Laccorte e Lussu, entrambe hanno portato energia in uscita dalla panchina. In particolare Laccorte è stata protagonista con alcuni canestri importanti di questo parziale positivo, che ha permesso al San Salvatore di riportarsi sul +12 che ora è diventato +10, che può diventare anche +9, diventa in questo momento +9 con il secondo libero mandato a referto da Manzini. 1:45 ora al riposo lungo dal palleggio. Russo per Arioli, il pallone che circola sul perimetro, Cordola dentro per Russo, vuole usare il fisico contro Manzini, segna con il fallo, azione di prepotenza pura dal punto di vista fisico di Francesca Russo, segna con il fallo, +11 Selargius, 35-24 il punteggio. Libero aggiuntivo per Francesca Russo. Un'occhiata alle sue statistiche, 6° punto della sua partita. Qui sbaglia il libero aggiuntivo Russo. San Salvatore che non sta tirando, o meglio nel corso della partita contro Milano non aveva tirato benissimo dalla lunetta, sta facendo meglio quest'oggi, 10 su 13 dalla linea della carità quando manca ancora 1 minuto e 17 secondi al termine del primo tempo di gioco qui al Palasport di Viale Vienne in questa quarta giornata di ritorno del campionato di Serie A2 femminile. Albino con difficoltà in zona d'attacco, coach Stibiel va a rimbrottare Pakowski, che non ha preso un tiro rapido e
si è spento il cronometro dei 24 con il pallone nelle sue mani, conserva il più 11 il San Salvatore sul 35-24. Cordola in punta, prende in consegna Marulli, poi Arioli in uscita dai blocchi, dall'altra parte c'è Russo che prova a prendere il centro dell'area, scarica ancora fuori per Cordola da 3, il primo canestro in maglia San Salvatore per Ilenia Cordola da 3 punti per il massimo vantaggio della partita in favore del San Salvatore, 38-24 più 14 Selagius. Dall'altra parte Pakowski accoppiata con De Pasquale, prova la partenza in palleggio, poi si va dalle parti di Manzini, è pronta Marulli per il pick and roll, creato lo spazio per la penetrazione di Manzini che cerca di appoggiarsi al vetro, non trova fortuna, allora 20 secondi per l'ultimo attacco di questo secondo quarto del San Salvatore. Arioli prova a far secca la sua diretta avversaria con il crossover, la finta dal palleggio di Cinzia Arioli, fermata con il fallo, 2 liberi per lei a 15 secondi e 8 decimi dal termine del secondo quarto. 2 liberi allora per Cinzia Arioli, approdata in questa stagione al San Salvatore, play guardia classe 1984, 7 stagioni tra 2-1 con il Cus Cagliari. Lo scorso anno 6,5 punti di media nel massimo campionato italiano, 2-2 dalla lunetta e ripristina il massimo vantaggio all'interno di questa partita il San Salvatore sul più 16, ora 40-24 con i 2 liberi realizzati da Arioli. 7 secondi dall'altra parte per Albino, Pakowski va dalle parti di Marulli con difficoltà, Marulli poi il tiro se lo prende Silva, lo manda a segno e anche stavolta Albino riesce a trovare il canestro proprio in chiusura di quarto, accorcia sul meno 14, 40-26 e questo è il punteggio con cui le due squadre vanno all'intervallo lungo. Ora una piccola pausa per noi, utile a mostrarvi qualche comunicato commerciale. Ho deciso, compro quel divano là, c'è il market vicino, la scuola per i bambini e tutto. Sì, guarda, sono proprio convinta. Aspetta un attimo. Buongiorno, è in cerca di soluzioni? Prego. Allora, vediamo 2 belle casette per lei. Una sta in via Genova, l'altra sta in via Campagna. Sono 2 soluzioni indipendenti. Buona giornata, no, non affidarti al tuo istinto, ma entra in Tecnoret. Si riparte dal più 14 San Salvatore, 40-26 il punteggio. Arioli, De Pasquale, Gagliano, Cordola e Russo, questo è il quintetto scelto da coach Fabrizio Staico per l'inizio di questo terzo quarto. Dall'altra parte ci sono invece Pakowski assieme a lei con il numero 23 Manzini, con il numero 12 Silva, con il numero 21 Valente e con il numero 18 Chiara Lussana, rimessa in zona d'attacco per le Selargine, servita a Cordola in angolo, in panchina, lo ricordiamo Ljubenovic, gravata di 3 falli, riposo forzato per lei a questo punto della partita, ricezione in post basso per Cordola, buono il movimento ma non viene premiata dalla fortuna. Dall'altra parte Pakowski attende l'arrivo delle compagne, chiama lo schema pugno, Pakowski che riceve poi il consegnato da parte di Valente, Lussana fuori dall'arco, presa in consegna da Russo, poi si va dalle parti di Manzini, circolazione insistita, 4 secondi per il tiro, Pakowski prova a forzare, secondo ferro, bello qui il rimbalzo da parte di Gagliano che strappa via il pallone, Arioli corre dall'altra parte, alza il pallone per Cordola, a segno con il layup facile da sinistra, 42-26, torna sul più 16 il San Salvatore, più 16 già toccato nel corso del primo tempo in seguito ai liberi realizzati da Cinzia Arioli. Qui prova a rispondere Albino con la ricezione vicino al canestro di Silva, lavora dal palleggio contro Cordola che però è brava nella sua azione difensiva, non trova nemmeno il ferro Silva con questo 1 contro 1 e allora può tornare in zona d'attacco
il San Salvatore per cercare di rendere ancora più ampio il margine di vantaggio in questa sfida valida per la quarta giornata di ritorno del campionato di Serie A2 femminile, che è un sostanziale spareggio, anche se il termine potrebbe essere inappropriato visto che manca ancora tantissimo al termine della regular season, in ottica playoff e in ottica soprattutto ottavo posto. Qui ancora grandi proteste da parte della panchina di Albino per questo fallo che manda Russo in lunetta, toccata sul braccio al momento del tiro. Secondo gli arbitri qui 1 su 2 dalla linea della carità per Francesca Russo, 43-26, allora allunga il proprio margine di vantaggio il San Salvatore, che qui difende bene su questa iniziativa di Valente, lanciata in contropiede, 1 contro 0 praticamente Russo, che però sbaglia, riceve nuovamente il pallone dopo il rimbalzo offensivo conquistato da De Pasquale. Qui si fa sportellate nel pitturato, Cordola ci mette un po' troppo il fisico su Lussana che va per le terre, fallo in attacco, primo personale per Ilenia Cordola. 8-14 al termine del terzo quarto, saldamente in vantaggio ancora il San Salvatore sul punteggio di 43-26. Pakowski dal palleggio, il blocco di Lussana che poi si apre per la ricezione, taglia dentro Silva. Pakowski con tanto spazio per il tiro da 3 decide di non prenderlo, proprio lei che è la miglior marcatrice di Albino, a 12,7 di media nel corso di questa stagione. Il tiro da 3 se lo prende invece Silva, che sarebbe una lunga ma che ha anche mano dalla lunga distanza, e allora a referto 3 punti per Albino che si riaffaccia sul meno 14, 43-29 il punteggio, mentre De Vincenzi è pronta a tornare sul parquet. Sporcato il pallone, rimessa in zona offensiva per il San Salvatore, esce Pakowski ed entra, come detto in precedenza, De Vincenzi. Il pallone rimesso in gioco per Cordola, consegnato all'indirizzo di Cinzia Arioli che attacca dal palleggio, la finta di blocco e poi il taglio dentro di Cordola. Si va da Gagliano, molto brava qui, però commette dopo una buona partenza l'errore di tirare da sinistra sostanzialmente con la mano destra, allora un po' scordinata in quel caso. Arriva l'errore dall'altra parte, Manzini tiene bene il contatto e va a realizzare 43-31. Attenzione ad Albino che prova a ricucire dopo essere tornata sulle 16 lunghezze di svantaggio a inizio di questo secondo tempo. De Pasquale va dentro ancora con forza, 45-31, ripristinato subito il più 14 con questa buona azione personale da parte di De Pasquale. Realizza la giocatrice classe 1995, nativa di Santa Maria Capua Vetere. Dall'altra parte risponde e ripaga con la stessa moneta Lussana, canestro con fallo per Lussana, e questa è l'indicazione arbitrale. Allora potenziale gioco da 3 punti per Albino. Ancora in lunetta allora Lussana. Tanto torniamo a dare un'occhiata alle statistiche: 12 personali per Arioli nelle fila del San Salvatore, sono 7 a testa invece per Ljubenovic, De Pasquale e Russo. Dall'altra parte 9 di Silva e 8 per Pakowski. Qui sta per scadere il cronometro dei 24, 3 secondi per il tiro di Albino che non ha costruito granché, un po' in difficoltà qui Manzini finisce per perdere il controllo del pallone. Aveva difeso bene tra l'altro anche Arioli nella ultima circostanza. Si rimane sul più 12 San Salvatore, 45-33 il punteggio. Ancora margine di vantaggio in doppia cifra per le giallonere che vogliono però chiudere la partita per evitare sorprese. Albino infatti, nonostante stia giocando quest'oggi una delle sue migliori partite, più o meno è sempre lì, è sempre in partita, ma il San Salvatore dall'altra parte costruisce una gran tripla, piedi per terra, presa da Cinzia Arioli, 48-33 più 15 San Salvatore. Ottimo attacco, ottima circolazione nell'ultima circostanza per la formazione giallonera. Dall'altra parte De Vincenzi sbaglia con l'arresto e tiro, tiene vivo a rimbalzo Silva, poi il pallone che arriva in punta per Lussana, la stoppata imperiosa di Gagliano, poi Manzini dalla lunghissima distanza, primo ferro, rimbalzo strappato da Cordola, parte la transizione del San Salvatore. Arioli
accelera le operazioni, serve sotto Gagliano di tocco per De Pasquale che non riesce però a trovare il layup. Altra azione però e altro contropiede soprattutto ben giocato qui dal San Salvatore, in vantaggio, lo ricordiamo, di 15 lunghezze sul 48-33. Silva dal palleggio, buona la partenza contro Cordola, un pizzico in ritardo, va a spendere il fallo la giocatrice nativa di Carmagnola. Rimessa in attacco per Albino ancora in difficoltà dopo la tripla di Arioli, è scivolata nuovamente sul meno 15. Allora torna in campo Pakowski, torna in campo anche Marulli, nelle fila del San Salvatore c'è invece posto per L'accorte che sostituisce Arioli. Rimessa in attacco, 5-18 per chiudere il terzo quarto, più 15 San Salvatore. Rimessa in zona d'attacco ovviamente per Albino, consegnato il passaggio per Pakowski, poi Lussana a lavorare sul blocco di Silva. Ancora il pallone per Silva che si prende un'altra tripla, persa poi a rimbalzo dei Vincenzi. Errore questo che il San Salvatore deve evitare assolutamente se vuole impedire alla compagine bergamasca di tornare sotto nel punteggio. Distrazione a rimbalzo, distrazione nel tagliafuori, 48-35 allora il punteggio quando siamo entrati nella seconda metà del terzo quarto. Da tre anche Delia Gagliano realizza. Stibiel, allenatore di Albino, è sconsolato, non si aspettava che anche probabilmente Delia Gagliano in questa circostanza potesse tirar fuori dal cilindro la tripla, canestro che vale il più 16 San Salvatore, 51-35. Nel frattempo è arrivato il fallo su Pakowski che potrà usufruire di 2 tiri dalla lunetta. Abbiamo già parlato in precedenza di Lana Pakowski che in questa partita è la miglior realizzatrice di Albino con 9 punti. Qui sbaglia la prima conclusione a cronometro fermo, avrà a disposizione un'altra chance inusuale, 0 su 2 però per Lana Pakowski ad Albino dopo un inizio di carriera nel massimo campionato croato con cifre statistiche importanti, oltre 19 punti di media. Qui recuperata palla dalla formazione ospite che lavora dal palleggio ancora con Lussana, poi Silva che si prende il tiro da 3 punti, lo manda a segno regalando ancora energia ad Albino. È saltata tutta in piedi la panchina bergamasca per questo canestro dalla lunga distanza realizzato ancora da Silva, che a questo punto diventa la miglior realizzatrice di Albino. Dall'altra parte L'accorte che dà in punta per Russo, attende l'arrivo del blocco di Cordola, 4 secondi per il tiro di Russo, primo ferro. Gagliano molto bene al rimbalzo, sbaglia poi il layup ma riesce a tenerli ancora una volta il pallone, lottando con tanto agonismo là sotto le planche, finisce a terra. Russo, non c'è fallo secondo gli arbitri, il possesso che però verrà assegnato al San Salvatore. 6 secondi per il tiro delle giallonere, cambio con il numero 14 Panseri nelle fila di Albino che prende il posto di Lussana. Rimessa dal fondo, tutto pronto con De Pasquale che andrà a eseguire un'occhiata fuori per L'accorte dal palleggio. L'accorte, 2 secondi, si deve affrettare L'accorte, finisce col perdere il pallone. Attenzione al contropiede di Albino qui con De Vincenzi, poi il pallone ancora per Silva. Marulli da 3, frontale, sbaglia De Vincenzi, arriva prima di tutti sul pallone vacante e poi Silva che sbaglia ancora mandando sul primo ferro la sua conclusione piazzata dalla media distanza. Lussu dall'altra parte prova a partire in transizione, viene fermata dal fallo nella difesa, terzo fallo della partita se non ho visto male per De Vincenzi. Time out in campo a chiamarlo anche stavolta è stato coach Giuliano Stibia, il tecnico di Albino. È ripreso il gioco al Palasport di Viale Vienna Selagius, 3 minuti 5 secondi al termine del terzo quarto. San Salvatore sempre in vantaggio sul 51-38. De Pasquale qui non trova il canestro dall'angolo, rimbalzo conquistato da Albino che poi può correre con De Vincenzi. Pakowski, la partenza in palleggio, la prende in consegna De Pasquale. Silva che sta trovando continuità con il tiro dalla lunga distanza, la mette anche in questo caso e torna sul meno 10 Albino
Albino ancora con Silva a segno dalla lunga distanza, 15 punti nella sua partita, 51-41 il punteggio qui. Murata Cordola ancora da Silva, che sta trovando grande fiducia davvero nel corso di questo terzo quarto, ed è arrivato il momento di rispedire sul parquet. Ana Ljubenovic le lascia il posto in campo. Ilenia Cordola, Ljubenovic in campo con 3 falli, lo ricordiamo, fino a questo momento 7 punti nella sua partita, prestazione importante soprattutto dal punto di vista dell'applicazione difensiva e l'aggressività proprio in zona difensiva. Purtroppo le è costata qualche fallo di troppo, qui il San Salvatore non riesce ad andare a tirare in tempo utile prima dello scadere del cronometro dei 24 secondi. Si rimane così sul 51-41 più 10. Albino cerca di tornare sotto la doppia cifra di svantaggio dopo un'eternità. Marulli in punta nell'accoppiamento con Gagliano, esce e riceve fuori dai blocchi De Vincenzi, si propone ancora Silva, Ljubenovic va a marcarla, poi buona la partenza di Pakovski che semina l'intera difesa del San Salvatore, va a realizzare con la mano destra, -8 Albino che sta cercando di tornare a contatto, 51-43. Poi il pallone dall'altra parte per l'Accorte contro 2 avversarie, vanno a cercare il pallone, forte, troppo forte secondo gli arbitri, allora fallo con l'Accorte che ora deve discutere con la sua panchina, qualcosa che non sta andando probabilmente per il verso giusto nelle chiamate offensive da parte del San Salvatore. Rimessa dal lato in zona d'attacco, Lussu vuole ricevere il pallone, si va invece in angolo da Ljubenovic, poi De Pasquale finalmente per Lussu, la partenza in palleggio rapidissima De Pasquale, buono lo scarico per l'Accorte in ritmo da 3, non trova la via del canestro, strappa via il rimbalzo, importantissimo De Pasquale, poi Lussu, 8 secondi per il tiro del San Salvatore, si può ragionare, non lo fa Anna Lussu in questa circostanza, va un po' a deragliare contro la difesa di Albino. 1:18 per chiudere il terzo quarto. Marulli presa in consegna da Gagliano, si va ora da De Vincenzi, Pakovski in palleggio contro l'Accorte, il cambio difensivo accettato da Gagliano, la tripla presa da Marulli, primo ferro, rimbalzo lungo conquistato da Lussu che resiste anche al fallo piuttosto evidente da parte di Pakovski, perdonato dagli arbitri, taglio backdoor di Gagliano a segno con la mano destra, ripristinato il più 10 San Salvatore con il canestro realizzato da Delia Gagliano, 53-43. Pakovski ancora, anzi si trattava di Pansera in questa circostanza, Panseri anzi nelle fila di Fassi Albino, Alessia Panseri che non è riuscita però a concludere in questa circostanza. 35 secondi al termine del terzo quarto, sempre più 10 Selargius, 5-3, 4-3 in favore di chi attacca. l'Accorte in gomito, passaggio rischioso per Ljubenovic che però riesce a tenere lì la sfera, linea di fondo per Lussu e poi da 3 Ljubenovic, primo ferro, rimbalzo conquistato da Pakovski che ora predica calma, può attaccare e può andare fino in fondo. Albino, schema testa chiamato da Pakovski che va dentro in penetrazione centrale, alza questa sorta di lacrima frontale, attenzione però perché c'è ancora spazio per l'ultimo tiro del San Salvatore, se lo prende De Pasquale, non riesce però a trovare altro che il tabellone, allora si va all'ultimo mini intervallo qui al Palasport di Viale Vienna a Selargius, davanti c'è ancora il San Salvatore sul 53-45. Ultimi 10 minuti della sfida playoff tra San Salvatore Selargius e Fassi Albino, quarta giornata di ritorno del campionato di Serie A2 femminile. Pakovski a gestire questo primo possesso d'attacco delle bergamasche, il pallone per Panseri, poi ancora Pakovski dal palleggio a lavorare sul blocco di Marulli, riceve Marulli, rischia anche lo sfondamento su De Pasquale, poi si va da Silva che sbaglia stavolta la conclusione dall'angolo. Silva che è stata la grande protagonista del parziale che ha permesso ad Albino di riaprire la partita, Albino che è terminata sotto anche di 16 nel corso del terzo quarto ma che è riuscita a tornare sotto di 8, dimezzando dunque lo svantaggio proprio trovando tanti canestri dalla lunga distanza con Elisa Silva, una delle sue migliori giocatrici dal punto di vista statistico in questa stagione.
Elisa Silva con 10 punti e 7,7 rimbalzi di media, tanta esperienza in Serie A2 per la giocatrice classe 1988 che ha vestito le maglie di Bologna, Pesaro, Chieti, Milano e Comense, e a Chieti è stata allenata anche da un coach sardo, ovvero Beppe Caboni. Nel frattempo il San Salvatore ha sprecato una chance in zona offensiva ancora, facendo scadere il cronometro dei 24 secondi. Nulla di fatto anche per l'attacco di Albino. Dall'altra parte coach Stibiel, il 33enne ex vice di Umbertide in A1, dare in maniera energica indicazioni alle sue ragazze. Gagliano vuole palla in ricezione profonda, tentativo di anticipo da parte di Panseri che cerca di tenere dal punto di vista fisico, spinta evidente a mio modesto giudizio sul tentativo di tiro in allontanamento da parte di Gagliano, che avrebbe meritato una sanzione da parte degli arbitri. Non è così, allora si rimane sul +8, Selargius 53-45, il punteggio che non è cambiato dall'inizio dell'ultimo quarto di gioco. 8-21 per l'ultima sirena di questa partita. Marulli dà l'indirizzo di Pakowski, la partenza in palleggio, poi il passaggio ancora fuori per Marulli da 3, attenzione ad Albino che torna sotto sul -5, 53-48. Marulli con una tripla pesante, così come era stato allo scadere del primo quarto, 53-48, anche in quel caso Marulli firmò il -5. In quel momento della partita eravamo sul 20-15 in favore di Selargius, momento delicato, e allora si alza dalla panchina Cinzia Arioli. C'è bisogno della sua esperienza, della sua leadership e anche del suo talento in zona d'attacco. Qui Pakowski che commette una sesquipedale infrazione di passi, scivolando con il pallone in mano. Fortunatamente gli arbitri se ne avvedono e allora sanzionata la giocatrice croata, ed è tutto pronto anche per il cambio con Arioli che entra sul parquet, sostituisce proprio Michela Laccorte. +5 Selargius, 53-48 Albino, che però è in un momento di grande fiducia anche dal punto di vista difensivo. In due circostanze infatti ha costretto, nelle ultime due circostanze meglio, ha costretto il San Salvatore allo scadere dei 24 secondi, chiudendo la via del canestro, difendendo con aggressività e anche con intensità fisica. Qui c'è Gagliano con un ottimo mismatch contro Pakowski, ma non si intende la giocatrice algherese con Arioli. Palla buttata letteralmente dal San Salvatore. Vediamo se coach Staiko vuole interrompere la partita per parlare un po' con le sue ragazze. Non è così per il momento, si continua a giocare sempre sul punteggio di 53-48 in favore del San Salvatore in questa fase iniziale dell'ultimo quarto di gioco. L'unico canestro lo ha mandato a segno Albino con la tripla di Marulli. Lussana fuori ancora per Marulli, piedi per terra da 3, ancora Marulli implacabile dalla linea dei 6,75. Selene Marulli -2 Fassi Albino, 53-51 ora il punteggio. Gran protagonista l'ala del 1986 che fino a questo punto della stagione stava producendo 5,8 punti e 2,4 rimbalzi di media. Quest'oggi ha notevolmente alzato la propria produzione statistica, ora sono 9 i suoi punti personali, solo +2 Selargius, 53-51. Coach Fabrizio Staiko va a chiamare timeout per cercare di sistemare le cose nella sua difesa. A 6 minuti e 43 secondi dal termine il match è completamente riaperto. Albino sul -2 dopo essere stata sotto anche di 16 lunghezze nel corso del terzo quarto, e ora le ragazze di coach Stibiel attaccano addirittura per il sorpasso. Lussana prende il corridoio di penetrazione, chiude però molto bene la sua linea di penetrazione Ljubenovic, favorendo questo recupero di palla da parte del San Salvatore. Ljubenovic dall'altra parte serve De Pasquale, difesa a zona ora per Albino, se non ho visto male. E così difesa a zona per coach Stibiel. De Pasquale va dentro cercando di prendere la linea di penetrazione, viene fermata dal fallo della difesa. 6-10 e rimessa dal fondo per il San Salvatore a eseguire ancora Ada De Pasquale. Tutto pronto per l'esecuzione della rimessa
con De Pasquale sul pallone, 7 punti, 3 su 4 da 2, 0 su 2 da 3, 1 su 2 ai liberi, 6 rimbalzi per De Pasquale nel corso di questa partita. Arioli palla ferma per troppi secondi, allora si deve inventare una conclusione che non trova successo. Cinzia Arioli en pass, non solo difensiva ma anche, anzi direi soprattutto offensiva in questa parte del match per il San Salvatore, che non ha ancora segnato nel corso dell'ultimo quarto. La partenza di Silva, spazio per Pansera da 3 punti, errore per lei, poi si lotta a rimbalzo e arriva il canestro della parità a quota 53. Allora una sorta di supplementare da qui al termine, 5:20 da giocare, si riparte dal 53 pari. Ljubenovic dall'angolo, secondo ferro, Pansera poi a lottare a rimbalzo, anzi Panseri, questo è il nome della giocatrice in maglia numero 14 di Albino, che tiene lì il pallone. Silva, arresto e tiro, canestro, ancora percentuali spaziali ora per Albino, che non sbaglia più un tiro. Il San Salvatore invece ha completamente smarrito la via del canestro, più 2 Albino, 55-53 il punteggio. Manca ancora tantissimo, ma il San Salvatore continua a buttare inopinatamente palloni in zona d'attacco ed è pronto il time out chiamato da coach Staiko, imbufalito. Ora Lussana dal palleggio, deve tenere forte in questa difesa il San Salvatore. Marulli dall'angolo, tanto per cambiare la mette, più 4 Albino. Prosegue questo parziale che ora è di 12-0, entrando in questo ultimo quarto per Albino, parziale di 12-0, più 4 per le bergamasche, 57-53 il punteggio. Nuovo time out chiamato da coach Fabrizio Staiko. C'è bisogno di una reazione per il San Salvatore, sotto di 4 ora contro Albino, 57-53 in virtù di un parziale di 12-0 per Albino all'interno di questo ultimo quarto di gioco, oltre 5 minuti e mezzo senza realizzare un canestro per le giallonere, che ora devono scuotersi. Gagliano, ricezione vicino al canestro, poi il tiro fronte a canestro preso da De Pasquale. Ancora secondo ferro, prosegue il momento di sterilità offensiva nel San Salvatore, che ora deve tornare a difendere senza concedere tiri ad alta percentuali ad Albino. Ricordiamo quanto è importante questa partita in zona playoff. San Salvatore e Albino sono infatti appaiate all'8° posto in classifica, l'ultimo che permette l'accesso agli spareggi promozioni per la Serie A1. Russo per Arioli, si alza nuovamente il tifo del pubblico del Palavienna, il blocco di De Pasquale per Russo, la partenza in palleggio, va a terra Lussana e lei a commettere il fallo, fa perdere l'equilibrio a Russo. Dunque arriva giustamente la sanzione arbitrale, mancavano 5 secondi al termine del cronometro dei 24, rimessa dal fondo per il San Salvatore, riportato a 14 il cronometro dell'azione. De Pasquale pronto a eseguire la rimessa, 3:36 invece per chiudere il match. Il San Salvatore ora deve inseguire. Russo si smarca e riceve dopo la rimessa, palla poi per Cinzia Arioli, blocco di Gagliano che poi rolla dentro, tripla presa da Russo, ancora corta, si lotta a rimbalzo, l'ultimo a toccare De Pasquale e il possesso che viene consegnato ad Albino. Dunque per una rimessa da zona difensiva un po' meglio il San Salvatore in quest'ultimo attacco, ma il canestro ancora sembra stregato, sempre inchiodata a 53 dopo quasi 7 minuti nel corso dell'ultimo quarto di gioco. Il San Salvatore davvero non riesce a sbloccarsi. Pakowski a giocare il pick and roll con Silva e poi Marulli ancora non smette di segnare. Selene Marulli da 2 punti, 59-53, più 6 Albino, e se all'andata era stata Fumagalli a decidere la partita, in questa circostanza a match winner rischia di essere Selene Marulli. Qui sbaglia dalla lunga distanza Arioli, partita che sta incredibilmente scivolando via dalle mani del San Salvatore. Coach Staiko prova a portare un po' di calma, un po' di ossigeno
tra le sue giocatrici, ma Albino guardate come fa girare bene palla in zona d'attacco. Silva si prende la linea di fondo, poi Marulli a mettere in ritmo Pakowski. Allo scadere dei 24 arriva la tripla, piove sul bagnato, ci si mette anche Pakowski con il canestro da 3 punti, 15° della sua partita. Gagliano da 3, arriva la tripla di Tabella, esplode il pubblico del Palavienna che scaccia un po' di frustrazione, di delusione questo brutto ultimo quarto del San Salvatore. 56-62, meno 6, 1-53, c'è ancora tanto da giocare, 2 possessi di differenza. Qui Pakowski va dentro, c'è il fallo e rischia anche il gioco da 3 punti. Lana Pakowski. Fassi Albino che ha trovato delle percentuali incredibili nel corso dell'ultimo quarto di gioco con Marulli, con Pakowski che ora potrà andare in lunetta con 2 liberi, dicevamo in precedenza, 15 punti nella sua partita, 3 su 7 da 2, 2 su 4 da 3, 3 su 5 ai liberi con 3 rimbalzi e un assist. Ora arriva anche il suo punto numero 16 in virtù di questo libero realizzato. 5-6, 6-3 e ancora Pakowski in lunetta, mette anche questo, più 8 Albino, 56-64. Ora è necessario che il San Salvatore ritrovi lucidità, ma non c'è tanto tempo ancora a disposizione. Allora Ljubenovic prova la combinazione sotto qui con Gagliano, non si trovano le due. Ljubenovic sostiene che l'ultima a toccare sia stata una giocatrice di Albino con il piede, non sono d'accordo gli arbitri. Ora Marulli che dà palla a Pakowski, 1:30 per chiudere il match. Schema a testa chiamato da Pakowski, poi il tentativo di uscita di Lussana, va dentro Pakowski, stavolta sbaglia, rimbalzo di De Pasquale, prova a giocarsi le ultime carte il San Salvatore che ha bisogno di un canestro rapidissimo. Pakowski con una mano in faccia a Ljubenovic. Ovviamente non è stato ancora speso il bonus da Albino, allora c'è una semplice rimessa in zona offensiva per il San Salvatore che avrebbe bisogno a questo punto di una tripla rapidissima. 1:12 al termine, 18 secondi per il tiro. Russo a eseguire la rimessa, si smarca Arioli. De Pasquale in ricezione dopo il blocco nella compagna Ljubenovic, si deve inventare qualcosa. È buona però la difesa di Silva, ribaltata qui la palla, una fucilata che Gagliano non può assolutamente ricevere. Stibiel ha pronto un cambio, tornerà sul parquet Lussana 1 minuto al termine. La sensazione è che la partita ormai sia scivolata dalle mani del San Salvatore, partita davvero incredibile, sembravano in totale controllo anche all'inizio dell'ultimo quarto le Serargine che hanno realizzato 3 soli punti in questo ultimo quarto, una tripla anche un po' fortunosa ma data a segno di tabella da Delia Gagliano. Dall'altra parte invece Albino ha alzato in maniera incredibile le percentuali, vediamo se Pakowski mette anche questa, ci va vicina poi De Vincenzi prima di tutti a rimbalzo. Allora scorrono i titoli di coda su questa partita, il derby per l'8° posto in classifica lo vince Albino che batte il San Salvatore e bissa tra l'altro il successo ottenuto nella gara d'andata con 9 lunghezze di margine. Vittoria questa pesantissima che rischia di decidere il cammino in zona playoff. Prima della chiusura della partita c'è tempo per un altro time out, stavolta a chiamarlo è stato coach Giuliano Stibiel. 27 secondi, 9 ancora da giocare. Albino vuole congelare questo successo che ormai ha tra le proprie mani. Pakowski va dentro, c'era forse anche un fallo non ravvisato dagli arbitri sul tentativo di difesa da parte di Ljubenovic. Russo con il tiro da 3 punti scheggia malapena il primo ferro. 10 secondi al termine, allora stavolta in maniera definitiva scorrono i titoli di coda sulla partita. Vittoria di grande importanza per Albino che sbanca il Palasport di Viale Vienna Selagius con il punteggio finale di 56-64 con un ultimo quarto davvero incredibile
da 19 punti segnati contro i 3 invece soltanto mandati a referto dal San Salvatore che mastica amaro per aver gettato alle ortiche una vittoria che sembrava fatta e che rischia di costarle tanto in ottica playoff. Un'occhiata alle statistiche prima di chiudere nelle fila del San Salvatore: la miglior marcatrice Cinzia Arioli con 10 punti, l'unica in doppia cifra assieme a lei è Delia Gagliano con 10, dall'altra parte 17 a testa per Pakowski e per Silva, ma a decidere la partita soprattutto nel finale è stata Selene Marulli che chiude con 13 personali. Fabrizio Staico, una sconfitta questa, inutile insomma dirlo, fa male, dove si possono trovare le spiegazioni per un ultimo quarto così da soli 3 punti segnati? Ma la vivacità del gioco senz'altro, non abbiamo saputo attaccare fondamentalmente una zona, fondamentalmente è stato questo il problema. A noi fa paura più che altro la parola, non il tanto di vedere quei giocatori schierati in quella maniera, forse proprio la parola. Sembra che improvvisamente questo sport cambi, quando invece si lavora su spazi, si lavora sempre su situazioni di uno contro uno lontano e vicino dalla palla, ma improvvisamente la mia squadra, ci si lavora, non è questo il punto, però si soffre, sono sicuro che in settimana sarà un aspetto che verrà a migliorarsi. Alla vigilia hai voluto giustamente allentare un po' la tensione, però questa era una partita molto importante, il campionato è lungo e ci sarà probabilmente da fare un lavoro psicologico adesso sulle ragazze per la delusione inevitabile, soprattutto per come è maturata questa sconfitta. Sì, abbiamo cercato, fondamentalmente si è cercato di dare più rotazione come avete visto, senz'altro per una gestione di questo tipo ci vorrà più equilibrio. Ilenia ci ha dato una grandissima mano oggi, però senz'altro può fare decisamente, anzi tolgo il può, fa senz'altro decisamente meglio, dettato senz'altro dal poco tempo che ha avuto a disposizione. Quindi diciamo che il nostro destino è nelle nostre mani, fondamentalmente se anche Albino adesso ci supera, con un Albino che senz'altro ha giocato sinora con tutte le squadre che stanno sotto, al contrario nostro, presumo che ci sono i presupposti per far sì che il destino sia proprio nelle nostre mani. Questo mi sento di dirlo e questo le ragazze lo devono sapere. Siamo con coach Giuliano Stibiel per commentare questa vittoria di Albino sul campo del San Salvatore Selargius. Coach, una vittoria che sembrava quasi insperata a un certo punto, sotto di 16 nel terzo quarto. Dove avete trovato le energie per produrre invece questo ultimo parziale in cui avete concesso solamente 3 punti a San Salvatore? Sì, diciamo che abbiamo fatto una partita dalle due facce, quello che siamo un po' noi, nel senso che a tratti facciamo veramente molto bene, a tratti molto male. Però al di là dei nostri demeriti dei primi 2 quarti, dove secondo me in difesa siamo state poco intense, bisogna anche dare il giusto merito a Selargius, che ha fatto i primi 2 quarti molto bene al tiro e segnava spesso. All'intervallo diciamo che abbiamo cercato di mettere le cose un po' a posto, siamo usciti con un'altra attenzione, un'altra energia. Se vado a memoria, nei primi 5 minuti eravamo comunque sempre sotto i 14-15, poi cambiando difesa, mettendo anche la giovane Panseri che oggi secondo me ha dato veramente grande energia in difesa, piano piano abbiamo minato qualche loro certezza, poi i tiri sono iniziati a entrare, poi da cosa nasce cosa e l'abbiamo portata a casa. Questa partita era stata dipinta alla vigilia quasi come uno spareggio per i playoff. Quanto peso ha in realtà questa vostra vittoria oggi? No, come dicevo alle ragazze prima partita, è indubbio che era una partita un po' più importante delle altre, nel senso era uno scontro diretto, però detto questo vincerla non significa essere nei playoff e perderla non esserci. È chiaro che ad oggi siamo più 2 del Selargius con la differenza canestro e vantaggio, però il campionato è lungo e ci sarà da sudare penso fino alla fine. Come prosegue adesso il vostro campionato? Forti dell'8ª posizione, adesso solitari, si guarda magari anche più avanti alle posizioni più in alto? No, noi guardiamo sempre alla fine, sarà noioso, noi sempre partita dopo partita, ma è vero, come avete visto siamo capaci di tutto nel bene e nel male, quindi inutile adesso, pensiamo sabato ad Empoli. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming.
Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei